Agevolazioni del bonus facciate. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito su disposizione della Procura un sequestro preventivo d'urgenza per un valore complessivo di 8.800.000 euro. Un'operazione che ha l'obiettivo di cautelare crediti fiscali, denaro e beni di una società edile della provincia di Venezia, del suo rappresentante legale e di un responsabile commerciale, tutti indagati per presunti illeciti finanziari nell'ambito appunto delle agevolazioni da bonus facciate. Durante le indagini, i finanzieri hanno raccolto indizi e querele presentate dai singoli condomini che avrebbero permesso di acquisire elementi a sostegno dell'ipotesi secondo cui le agevolazioni previste dal cosiddetto bonus facciate riconosciute alla società sarebbero state ottenute attraverso documenti che attestavano l'esecuzione di lavori nei fatti mai realizzati e in alcuni casi avviati ma non completati. Queste prove avrebbero confermato l'ipotesi investigativa secondo cui la società avrebbe dunque ottenuto vantaggi fiscali, compreso il bonus, per lavori non effettivamente realizzati o rimasti incompiuti. Il sequestro ha coinvolto crediti d'imposta per un valore di circa 6 milioni e mezzo di euro, un furgone del valore di 28.000 euro, disponibilità finanziarie per circa 330.000 euro, quote societarie per circa 200.000 euro e 6 immobili per un valore totale di circa 2 milioni di euro, situati nelle province di Venezia e Belluno.